Sulla strada che porterà all'apertura del Tribunale della Pedemontana c'è chi costruisce ostacoli, chi prova a rallentarne la corsa e a rallentare la crescita di un intero territorio. Tutto questo per cercare una crepa su quello che invece è un muro compatto tenuto in piedi dai sindaci della Pedemontana, uniti per il sì. Uniti direi che è sminuire la volontà dei sindaci di tutta l'area, non solo bassanese, che sostiene la riapertura del Tribunale della Pedemontana, non di Bassano, della Pedemontana. Penso che se ci venisse chiesto di incatenarci per manifestare, naturalmente pacificamente, la volontà di riapertura, ogni amministratore dell'area lo farebbe più che volentieri. Mi fa sorridere leggere e apprendere dai giornali la volontà di chiudere una sezione della Corte tributaria di Vicenza per spostarla a Verona e vedere l'insurrezione dei colleghi dell'area vicentina. Ecco, se tutti si ragionasse come una vera provincia, cosa che in questo momento non è, perché si ragiona solo per campanilismi, i sindaci di Vicenza, e limitrofi, oltre che il sindaco naturalmente Possamai, avrebbe potuto chiedere all'area bassanese un sostegno per mantenere la sede vicentina, come noi abbiamo chiesto un sostegno a loro per riaprire la sede bassanese, perché qui si deve lavorare per dare servizi al territorio. Dobbiamo lavorare e siamo pagati per richiedere maggiori servizi ai cittadini, non per gestire piccole lobby o centri di potere. Il Bassanese è un'area importante, una zona importante del nostro Veneto e credo che meriti di avere il Tribunale come ce l'ha avuto per tanti anni. L'assenza in questi ultimi anni si è sentita e credo sia un gesto importante e anche di attenzione che il governo dovrebbe prestare nei confronti di questo territorio. Come si stanno comportando certi sindaci che non sono del Bassanese e certi onorevoli che dovrebbero tutelare anche il Bassanese non lo stanno facendo. Stiamo parlando di un servizio in più ad un intero territorio, un servizio in più ad un territorio dove che con la nuova Pedemontana è diventato molto effervescente e non trovo giusto che un amministratore si contrapponga al Tribunale della Pedemontana Veneta.